Manca una giornata in eccellenza, si decide tutto alla fine, ne parleremo. Si è deciso tutto invece in Serie D e faremo il bilancio con i nostri ospiti. Ma al di là dei campionati che devono terminare, adesso si parla di futuro, di allenatori, di società che stanno programmando la prossima stagione. Le basi si mettono adesso. Storie d'amore che finiscono, storie di amore che nascono, vedremo. Cominciamo a ipotizzare perché in fondo il calcio dilettanti, il calcio in generale è semplicemente un'emozione, sempre una bella storia d'amore. Sigla. Cosa voglio da te? Insomma, per una trasmissione che ha sempre detto rigorosamente musica italiana non potevamo non proporre un grandissimo classico. Appena abbiamo visto la Juventina, come da tradizione sul suo campo, l'ultima casalinga, regalare queste rose rosse, ho detto dobbiamo aprire così, anche se non c'entra niente con l'argomento magari di stasera, o in parte sì. Di certo, come chiudeva Ranieri, cosa voglio da te? Vogliono vincere i campionati. Cosa vogliono nel campionato alcune società? Vincerlo, salvarsi, perché siamo alla vigilia ormai, alla settimana che porta all'ultima decisiva giornata, e parleremo anche di futuro, appunto se sono rose, vedremo dove fioriranno. Ne parlerò con i miei ospiti, Davide Barlocco, ben ritrovato, Simone Fornasiere, buonasera. Jimbo Gerli, ben ritrovati. È finita questa storia d'amore, ma è stata bellissima, ce ne parlerà Mauro Serini, mister del Tolmezzo. Ciao Mauro. Stasera, Andrea Merlino, parliamo di gioco pericoloso, abbiamo tantissimi argomenti pericolosi, mi devi dare una mano con questi tre qua, va bene? Ho portato i cartellini, buonasera. Bravo. A tutti. Devi scegliere e conquistare, perché qua già c'è stato qualche momento teso prima della puntata, tantissimi argomenti. La domanda iniziale, visto che ho visto le rose rosse, la rosa rossa, ragazzi, si consegna subito quando tu vieni colpito, colpo di fulmine, Tindamori, rosa rossa. Allora chi simbolicamente consegneresti una rosa rossa che nel calcio ti ha colpito, in tutti questi anni o quest'anno? Quest'anno, in questa stagione, dico Mauro Lizzi. Rosa rossa Mauro Lizzi, va bene. Simone Fornasiere. Allora, il calcio, o meglio, quest'anno più che mai l'eccellenza mi ha insegnato che non bisogna consegnare rose rosse, che i colpi di fulmine rischiano di essere veramente passeggeri, no? Passeggeri o cantonate. Avrei consegnato a inizio stagione al Tamai una rosa rossa perché pensavo che potesse veramente essere il suo anno, ma qualche settimana fa avrei chiesto al Tamai di passarla al San Luigi perché la rosa rossa fino a questo momento se la merita lui, però il colpo di fulmine ce l'avevo per il Tamai a inizio stagione. Jimbo Gerli. Io invece vado fuori dagli schemi stasera. Sì, tu stasera fai quello che vuoi ormai. Sinceramente la mia rosa rossa la dedico per la prima volta alla mia famiglia, perché a Flavia, mia moglie, che mi ha sempre sostenuto, sopportato con i miei figli in questo gioco difficile, tutto quello che si vuole il calcio. Anche perché tu un colpo di fulmine ce l'hai avuto da subito per quella palla e per il gioco, quindi dovevi trovare una famiglia super innamorata. Un'altra rosa approfitto, glielo dico anche per te, per tutte le morosi e mogli che ci supportano per questa sport sviolinata, no? Questo sport difficile. Ecco, rosa rossa, adesso vedi, dal colpo di fulmine siamo finiti alla parte romantica. Merlino? Quest'anno ho visto sbocciare un arbitro in Serie A, Luca Zufferli. Quest'anno veramente ha fatto una crescita esponenziale.
il martedì o il mercoledì mattina mi diverto con l'amico Simone a cercare la designazione di Luca per il fine settimana. Non ci azzecchiamo quasi mai perché fa gare più importanti di quelle che ogni tanto pensiamo per lui. Se sono rose fioriranno. Ha avuto una crescita, ha fatto veramente un campionato molto importante fino ad oggi, ha fatto molto bene ed è veramente un bel viatico per il suo futuro. E allora ti aggiungo e anticipo quello che volevo dirti, è che io ho avuto la fortuna insomma, di vedere tante partite dilettanti, conoscere tante persone, presidenti, giocatori, allenatori, ma posso dirti che davvero per Luca Zuffari, quando l'ho visto arbitrare, davvero è stato per me un colpo di fulmine in un ruolo che noti in maniera diversa, o perlomeno lo noti per gli errori solitamente, no? E io me lo ricordo benissimo quando mi innamorai di questo fischietto e sono contento che abbia questa carriera. Luca, quindi prendo la palla al balzo. Oltre ad avere un fisico da corazziere, sa giocare a calcio, non come il fratello, ma sa giocare a calcio molto bene, capisce di calcio e ha una dote che è l'umiltà. Si è riuscito sempre a mettersi in discussione anche nei momenti di difficoltà che ha avuto, e non ha avute qualcuno in passato, è sempre riuscito a tirare fuori la testa e a pedalare più di prima. E Serini a Gobbi la rosa rossa? No, una cosa che mi ha colpito, e vado controcorrente, nel campionato di promozione, quando abbiamo vinto, il Sarone, che ha fatto 0 punti, però tanti giovani, sempre presenti in 18-20, sia l'andata e il ritorno, sempre con un grande spirito. Ok, e la rosa invece, quella simbolica, chi la dedichi tu? Boh, anche io alla mia famiglia sicuramente, quindi che mi segue, al mio piccolo bambino che purtroppo non gli piace giocare a calcio, incredibilmente. Va? Non si appassiona, non vuole giocare. E a carte? Cerco di... Carte quando farà l'Ips. Quando farà l'Ips. Allora, dovete sapere che io e Mauro abbiamo condiviso insieme i banchi di scuola, insomma dai, con fortune alterne, però di calcio abbiamo parlato molto. Sì. In quegli anni. Stasera continueremo a parlare di calcio, dilettanti, del tuo bellissimo percorso a Tolmezzo. Apriamo questa sera parlando di Serie D, si è chiuso il campionato e allora è tempo di bilanci per le regionali, ma non solo, parliamo anche di chi ha vinto questo campionato. Servizio. Festa a Feltre, le Dolomiti bellunesi vincono il campionato con 78 punti. Un progetto, quello della fusione tra Belluno, Feltre e Sedico, che dopo qualche anno ha portato al grande risultato dei professionisti. Vedere tutta questa gente, tutto questo entusiasmo trasmesso alla provincia di Belluno, perché questa, come torno a ripetere, non è la mia squadra, ma è la squadra dell'intera provincia di Belluno. E se il presidente Paolo De Cian ha trovato con l'Unione la strada per il professionismo, in Friuli Venezia Giulia questo obiettivo resta legato alle ambizioni di un singolo, Vincenzo Zanutta, con il suo Charlin Smuzzane. Ormai è un pensiero fisso, quando si parla di Charlin Smuzzane si sa che sto costruendo tutto sto percorso per arrivare tra i professionisti. Non è detto che, e non mi fermerò, non mi avvilirò se non ci arrivo un anno, l'anno dopo, quell'anno ancora. Certo è che ormai rimane il mio chiodo fisso ed è quello che vorrei arrivare prima possibile. Intanto in questa stagione arriva il 10° posto e, come sottolineato da un post su Facebook, il record di punti, 55. Mi do un 7 nella complessità di quest'annata, non oltre perché si poteva fare molto meglio. Allora 7 la media ci può stare come media, quindi il 7 ci può stare, anche se per me arrivare decimi in una squadra come il Charlins secondo me aveva dei valori per far meglio. Ok, i 55 punti che non li avevi mai fatti, ma non basta. No, secondo me no. Per la rosa che hai e per gli investimenti che hai fatto potevi arrivare a giocarti i playoff o a tentare di arrivare fino in fondo per entrare nei playoff. In Friuli Venezia Giulia abbiamo il bomber della categoria, Gianluca Ciriello, che con le sue 20 reti è riuscito a superare uno dei migliori come Giacomo Marangon. Io ho sentito uno dei tuoi illustri ospiti commentare dicendo che Ciriello nasconde le lacune della nostra squadra. Io mi trovo assolutamente in disaccordo. Io
mi sento di dire che la nostra squadra esalta le caratteristiche di Ciriello. E che il Brian Lignano abbia esaltato le caratteristiche del suo attaccante, come sostenuto da Zeno Roma, la prova è stata proprio il gol dell'andata con le Dolomiti, una delle partite più belle della stagione e che fanno dire a mister Barbieri che il voto più alto in categoria per le regionali vada senza dubbio alla squadra di mister Moras. Quindi che voto dai al Brian Lignano? 9. Non dimentichiamoci che si allenavano alle 7:30 la sera, penso sia l'unica squadra del girone. Metti una differenza proprio netta di voto rispetto al Cerresi Mussane? Sì, non c'è neanche da mettere a confronto, sotto tutti i punti di vista, cioè struttura, capacità economiche, rosa, non c'è paragone, secondo me il Brian merita un 9 pieno. Tutti i temi di fine campionato, c'è molta carne al fuoco, quindi adesso andiamo con ordine, riassunto nel servizio, adesso ne trattiamo uno alla volta. Premessa, ho alternato questo servizio con i pareri di mister Barbieri, che era nostro ospite stasera alla puntata sulla Serie D. Abbiamo anche con lui parlato insomma di Chionze, di come ripartirà. Diciamo che non vado a creare pagelle su un campionato dove purtroppo c'è stata la retrocessione, no? E ne abbiamo parlato la scorsa settimana della scelta di Moro. Parto dalle Dolomiti bellunesi. Io voglio fare una riflessione con voi su questa vittoria del campionato. Le Dolomiti bellunesi sono un esempio da seguire, c'è un territorio che decide di mettere assieme più realtà per fare il professionismo. Il contraltare noi togliamo i grandi casi, no? Udine, la A, Trieste, no? Sappiamo cosa è successo a Pordenone, ma noi abbiamo l'ambizione di un presidente, di un imprenditore come Zanutta che però rappresenta lui la figura portante. Qua invece si sta dicendo bisogna allargare per fare professionismo ormai nel calcio. Cosa ne pensate? Questo è un esempio? Oppure non bisogna guardare esempi da fuori, ognuno il suo percorso? Barlocco. Per me è un esempio e anche virtuoso, nel senso che le Dolomiti bellunesi, unendo le sinergie e le forze economiche, sono riusciti a raggiungere un traguardo che è importantissimo. Per quello che riguarda la nostra di regione, riuscire a riproporre quello che ha fatto le Dolomiti bellunesi è molto molto difficile. Però nella bassa friulana uno potrebbe pensare... Ma allora no? Parliamo anche della Carnia. Se tu mi dici, guarda, mettiamo assieme tutta la Carnia e puntiamo ad andare in Serie D. Ok, ma se tu ragioni che in Friuli Venezia Giulia è l'Udinese, che ringraziamo, che ci sta facendo vedere calcio da una vita, ma la Triestina sappiamo tutti in che condizione è. Alterne fortune. No? Il Pordenone sappiamo che fine ha fatto. Gorizia, che capoluogo di provincia. Anche e anni questa, che non fa un certo tipo ragazzi, di calcio. Fare calcio in Friuli Venezia Giulia, bisogna ringraziare Zanutta dove appoggia i piedi, che se non altro dà visibilità a un'intera regione. No, certo, il Presidente non si discute la sua ambizione, io dico solo, ma forse per fare professionismo servirebbe Zanutta con altre figure, territorio, paesi, allargare, perché per andare nei professionisti serve questo ormai, serve quello che ha provato a perseguire i Dolomiti bellunesi, che nel frattempo ripartiranno senza campo, arriverà, ma molto probabilmente partiranno, addirittura si è fatto di nuovo il nome del Tognon, Lignano è difficile. Ma no, io credo che Dolomiti bellunesi la fusione sia una cosa che loro hanno fatto unendo 3 forze, ma hanno unito 3 squadre, 3 società che non avevano tutta sta grande tradizione nel calcio. È vero, ma sinergia economica però. Ma sì, perché la squadra delle Dolomiti bellunesi quest'anno non è che sia costata poco, no. e si doveva confrontare con un Treviso che ha speso l'inverosimile, quindi sì, anche lì, quando si parla di Carlino quest'anno, se andiamo a vedere il budget, ha speso meno sia di Dolomiti bellunesi che di Treviso, e su questo siamo tutti allineati, presumo. Sì, concordo, ma se parliamo di società di D come ne hanno fuse loro 3, Feltre, Union Feltre, Sedico e Belluno. Qui da noi non è possibile, quindi è una cosa non fattibile da noi. Ok, non è fattibile, ma dico, non voglio dire che bisogna farlo. No, ti ho capito. Mi chiedo solo, ma il professionismo servirebbe più
unire Carlino, Lignano, Lattisana, tutta quella zona lì, così c'è la strada per il professionismo, dice un esempio come questo, oppure no, è una cosa che non sta in piedi discutere? Per me no, soprattutto nella bassa friulana. Okay. Quello che ha detto lui invece lo sposa un po' di più. Se si unisse l'Alto Friuli tutto insieme, per me potrebbe avere più senso. Jimbo? Io, che hai visto tanto calcio in tutti questi io do anni. ragione un po' a tutti e due, però io mantengo sempre la mia opinione, territori diversi con mentalità diverse. Secondo me il Zanutta, il Press, ha un suo obiettivo, un suo sogno, non so se gli piacerebbe condividerlo con un altro presidente, però questo certo. è un ma questo mi pare evidente, no? Sì, però non vorrei che la discussione finisse cosa deve fare Zanutta, no, non è quello il mio interesse, perché Zanutta è parliamo anche del presidente del BRIA. No, io adesso abbiamo Zanutta come esempio perché è la persona in questo momento, l'imprenditore, il presidente, che ha dichiarato di voler andare in quella categoria. Però vediamo che per andare nei professionisti c'è anche l'esempio di dover allargare le forze, Merlino, no? Perché sono cambiati gli equilibri o no? Secondo me non è un'equazione così matematica, scientifica, perché poi si parlava di budget, spendere non equivale a vincere. La Serie D poi è un campionato veramente difficile, complesso, anche quando lo arbitrava, è stato più difficile arbitrare la Serie D, uscire dal pantano della Serie D che arbitrare in Serie C. È veramente lungo, logorante, e non è facile trovare la sintesi tra la volontà di un presidente o di presidenti di giocare e soprattutto poi di unire due o tre realtà in un unico, che remino tutta la stessa parte, perché poi subentrano magari le invidie, subentrano poi i tifosi che non vanno d'accordo, cioè non è così facile. Guarda che, scusa ti interrompo, io per quel poco che ho visto negli anni passati, dopo la fusione, hanno avuto anche là problemi, perché giocavi una volta di più a Belluno, perché giocavi una volta di meno a Feltre, perché a Sedico, che è il paese più piccolo, non ci andavi mai. Poi sono stati bravi perché adesso in qualche anno hanno fatto un percorso di crescita i problemi, poi vincere aiuta i problemi li risolvono i risultati, certo. no? Chiaramente. Se vinci tutti sono contenti. Però mi fa effetto, no? Vedere comunque quelle dichiarazioni, no? Parli di Belluno, prendi una provincia, no? Allora ho voluto mettere sul piatto questo tema. Sei d'accordo che forse l'Alto Friuli per ambire dovrebbe fare un progetto di quel tipo? Sicuramente lassù il bacino è grande, però mettere insieme tante teste è sempre difficile. Quindi secondo me sono stati molto bravi lì alle Dolomiti, perché non era facile per niente. Io non so come potrebbe l'Alto Friuli esprimere. Tanto legge Barlocco, cosa stai facendo i conti per il professionismo? Tu, sì. Io non so se è così facile fare questo paragone con l'Alto Friuli, sono tutte dinamiche diverse, per territorialità. Ma anche la provincia di Belluno per territorialità, è una cosa che per esempio non hanno mai fatto Montebelluna, che cosa posso dirti qua, Treviso, Campodarsego, no? Cioè Belluno diciamo che è una provincia un po' come il nostro Alto Friuli, no? È una zona certo. Territorialmente staccata, un po' chiusa certo. Loro. Certo, comunque prova ne sia che comunque nel percorso del professionismo quali sono i tasselli che ha cominciato a mettere il Cernis Muzzane per poter, a parte che per arrivare lì al di là del chiodo fisso del Presidente devi veramente migliorare la parte agonistica, certo. Perché io credo, e adesso ne parleremo, che quest'anno non sia ancora un metro per dire se puoi davvero ripensare ai professionisti, stiamo parlando di una squadra da 10° posto, trasformarsi dal 10° posto a primo io credo che ce ne voglia ancora un po', però c'è la forza, no, del Presidente. C'è un progetto. C'è il suo progetto che parte anche, sentiamo Zanutta ha parlato per la prima volta, l'abbiamo intervistato, poi martedì proporremo l'integrale della questione campo, no? È stato inaugurato un sintetico a Muzzana, ma il prossimo anno dove si gioca, sentiamo. Potrebbe essere che da settembre non si giochi della Ricca. Sì, è una delle ipotesi molto suffragate perché finalmente siamo arrivati vicini all'appalto della tribuna e lavorandoci sul lato destro del campo non possiamo pensare di giocare qua. Ci stiamo guardando in giro qua nella Bassa Friulana per trovare dei campi che siano omologabili per la Serie D. Io ho sentito vociferare di Sevegliano. Sì, abbiamo interloquito col Sevegliano e il Presidente mi ha dato ampia disponibilità.
Ecco qua, ampia disponibilità, insomma, per Sevegliano c'è questa ipotesi qua, quindi vedete anche nel costruire questo percorso, no? Lo devi cioè, sono passati... È un discorso di tradizione proprio. Provo a spiegartelo, il Caldiero che vince il campionato e va in Serie D l'anno scorso e quest'anno si sta giocando il play-out con la Triestina, niente po' di meno, stiamo parlando di uno stadio da 40.000 spettatori contro una squadra che va in Serie C e lo stadio non ce l'aveva, quindi la programmazione è questo quello che si intende dire. Se io penso che la Clodiense, un'altra squadra dove il Ballarin non l'hanno avuto a disposizione per praticamente tutto il girone di andata, e quindi sai, sacrifici economici da far paura per poi non avere una struttura, quindi quello che dice il presidente Zanutta anche in questo caso lo sposo in toto. In che senso? Devo costruirlo, ok, devo essere pronto per poter fare sto salto. Ci arriva con dei tempi un po' particolari, perché secondo me negli 8 anni è stata un po' lenta la tempistica, esatto. Che poi sia colpa della burocrazia o dello sviluppo ma anche del dei propri errori. Sì, il presidente Zanutta sta dimostrando di avere imparato dai suoi stessi errori e questo è un percorso di crescita che farà lui come presidente, il direttore sportivo che è una figura che deve avere un certo peso e soprattutto dare continuità a una squadra e se non altro ai giocatori che quest'anno si sono distinti in maniera positiva per creare qualche cosa di più, perché rifare la squadra ogni anno è ovviamente molto complesso. Allora avete sentito Barbieri, no? Sul voto, il voto gliel'abbiamo chiesto a Zanutta che dice 7 e Barbieri dice sì, ci può stare, ma sentiamo voto? Ma io sono d'accordo col mister, qualcosina di più forse poteva fare. 7 molto... ma anche Zanutta stesso dà un 7. Sì, perché le ultime partite secondo me se le sfruttavano un po' meglio sicuramente sarebbero arrivati più in alto. Questo 55 punti e 10° posto, chiediamo, bastano per il 7. Bisogna ricordarsi come e quando sono partiti, coi tempi, le tempistiche, il ritardo rispetto a tutte le altre. Giocatori già casati, l'incertezza, non tutti forse sarebbero andati. Ma giocatori forti li hanno presi comunque. Sì, li ha presi comunque, ma ha preso di nuovo una squadra nuova. Hanno tenuto 3 giocatori, sì, Bussi, Castagnevic. Ma se io prendo una squadra nuova che però posso pescare giocatori forti, ma devi trovare anche una malga. Non hai preso una squadra, hai preso dei giocatori forti, la squadra devi fartela nel tempo. No, ma ragazzi, però parliamo di Serie D, non è che uno... Sì, ma stiamo parlando anche di andare solo oltre il 10° posto, non stiamo parlando di vincere il campionato. No, allora, io una cosa voglio chiarire, se noi parliamo di un campionato fatto benissimo dal Brian Lignano e condivido, nel senso che il Brian Lignano da neopromossa fa un campionato che sorprende però con uno zoccolo duro e con una continuità di allenatore e dirigenza. Il Chiarlese Muzzane non è una neopromossa ma è una ripescata, praticamente via tutti e rifatto squadra, hanno fatto un ottimo campionato con delle difficoltà enormi in partenza, un bellissimo centro del parte centrale del campionato, la Coppa che li ha portati avanti, dopodiché effettivamente sono d'accordo con quello che dice Jimbo, c'è stato un momento dove avrebbero dovuto fare quel salto in più e invece si sono seduti. Chi vuole intervenire? Tutti d'accordo? Non si obietta? Barlocco? No, io sono perfettamente d'accordo, bisogna ricordarsi da quando e dove si è partiti. Il 1° agosto questa squadra ha saputo, o il 31 luglio, che faceva la D, poi la forza economica della società c'è per forza, ma non è che trovi... Barbieri, guardate che sta dicendo una cosa, però lo ha detto nell'intervista stasera, calcolando il percorso ci può stare 7, ma la qualità della rosa, che comunque è una rosa di un certo spessore, è più da 10° posto. È vero, sono d'accordo con Barbieri, ma Barbieri stesso che è un allenatore sa quali sono le difficoltà a creare una sinergia di giocatori che ti permettono di fare i risultati. Mentre un'altra cosa che sposo con Barbieri è dire il Brian Lignano si allenava alle 7 di sera, che è un'altra cosa. Quindi 7 per te? Sì, anche per me 7. Una rosa importante, un allenatore molto bravo, poteva fare qualcosa di più. E il voto ci sta. 55 punti.
Il massimo dei punti sottolineato, Fornasier, vedo che mi guardi preoccupato. Perché, volevo finire quello che penso, Sì. ma lo dico apertamente, una squadra che dicono una rosa tanto forte, con un parco attaccanti che non aveva un giocatore forte, e lo dico e me ne prendo le mie responsabilità. Perché hanno dovuto prendere il 1° agosto, è chiaro che Marangon si era già casato, che Aliou si era già casato, che Buongiorno si era già casato. Ma tu stai parlando dei giocatori principali per vincere i campionati? No, per fare qualcosa di più. Fare qualcosa di per più, me la non verità vincere. è che questa squadra ha fatto benissimo fino a un mese fa, poi quando si sono salvati e hanno tirato la corda giocando 6 partite più di tutti, la Coppa con 3 trasferte, 2 in Lombardia e 1 in Emilia, si sono seduti e hanno fatto l'ultimo mese da pochi punti, perché se il Charlins fa 5 punti in più che poteva farli, volevo vedere se il voto era 7. Mi dispiace, non sono d'accordo con Barbieri, che è un amico Barbieri, ma non sono d'accordo. Questo servirà anche per programmare il futuro, Certo. per Esatto. capire i giocatori, cosa è mancato. Una squadra che è partita il 1° mentalità. agosto, il 1° febbraio era salva. Cioè il prossimo anno... Non puoi dirmi che l'obiettivo del Charlins Mulsanne era veramente la salvezza. Beh, quest'anno cosa doveva essere? Ma non era la salvezza. Cos'era? Fare un buon campionato. Vabbè, l'hanno fatto fino a un mese fa, ti ripeto. Appunto, ma Se non è la facevano salvezza. 5 No, punti- ma non è la 5 punti in più, salvezza. La salvezza non ce l'ha nel DNA. Ma non la salvezza, non si è salvata l'anno scorso. Ma lascia stare, perché ci sono stati degli errori, ma la società come ambizione non voleva, non è partita solo per la salvezza. Hai tenuto 3 se no non giocatori, diciamo la verità. hai cambiato 25 ma giocatori. nella testa resta quello che è passato l'anno Certo, prima. ma no, Resta- quando qua, inizi... in questo studio lo ha detto qualcuno, sono cambiati i giocatori, quindi la retrocessione un gruppo di D non lo tiene più a mente, lo Ma terrà Charlins l'ambiente. Il Charlins ha sbagliato, ha mollato l'ultimo mese. Per il resto per me ha fatto un super campionato invece. Quindi non sei d'accordo con Barbieri. Partito, No, è partito sono un po' d'accordo per niente con lento e Barbieri. poi dopo è partito un po' lento e ha finito un po' lento. Contano i 55 punti o il 10° posto? Boh, no, sicuramente più che i punti, secondo me è il 10° posto. Quindi È lì, quello che fa. lì d'accordo con Barbieri. No, secondo me ripeto, ha avuto i giusti, le normali difficoltà inizio campionato, ha cambiato modo di giocare e lì ha trovato i risultati. Poi è chiaro che probabilmente un po' di appagamento in una squadra nuova dove magari è mancato qualcosina dal punto di vista mentale, hai pagato le ultime 3 giornate, però effettivamente 55 punti non sono proprio da buttare via. Quindi il dato dei 55 punti va sottolineato con forza più del 10° posto, perché qua mi pare chiara la posizione del mister, no? Come nostro opinionista per la serie, dice ok 55 punti però al 10° posto. Certo. No? Ma io sono quindi, il primo a dirti che sono deluso del fatto che il Charlins non abbia centrato i playoff. Quindi il 10° posto ha più peso del 55 punti? Sì, sono d'accordo, ma però perché ha rovinato tutto nelle ultime 4 domeniche. Ok. Perché se no il Charlins arrivava, non dico playoff, ma sesto poteva arrivare con 5 punti in più. A 60, il Mestre ne ha fatti 61. Ok, Jimbo? E io ripeto quello che avevo prima, qualcosina di più sicuramente loro devono fare, anche perché nell'ultimo mese dovevano spingere un po' di più, e non sono d'accordo con qualcuno che dice assemblaggio, sono giocatori di Serie D, quindi possono andare. Posso capire in seconda categoria, ma in Serie D la devono storia è fare. piena di squadre fatte di giocatori che sono La Serie D l'ho retrocessi. fatta anch'io, la facevamo la sera, però se qui parliamo a Carlino, hanno tra virgolette hanno tutto, e loro l'ultimo mese dovevano, secondo me, hanno tutto, tutti in Serie D, Jimbo. No, ma io dico, parlo la mia Serie D, non era questa Serie D. Non è che il Campo d'Argego non ha niente, il Calvi non ha, ma mi sono spiegato male, Se ma poi tu ti devo dici, dire che il Brianignano ha fatto meglio, gli do 9 anch'io, perché si allenava, sono d'accordo, ma allora, il Chios si allenava alle 2:30 di pomeriggio come ho capito, il ma io ti Charlins. voglio dare questo Vivevano concetto. in appartamento come quelli del Charlins. ma io ti voglio dare questo concetto. L'ultimo L'ultimo mese mese che il Charlins deve essere lassù. allora, l'ammazza campionato. ma però nessuno ha parlato di ammazza campionato. Esattamente. Adesso ha io detto solo lui, per detto dire. che l'ultimo mese, secondo me, poteva fare quello meglio siamo d'accordo. e non doveva forse sbagliare. Basta. Tutti d'accordo. No, perché dici al Charlins hanno tutto. Hanno tutto in tutte le altre società. Ho capito, ma non mi... La Luparense ha tutto come il Charlins, gli appartamenti, gli stipendi ma io non sto parlando male. da 6-0. Io non sto parlando male No, del ho Carlino, capito, però assolutamente. mi dici a Carlino hanno tutto. Ma nel senso che l'ultimo mese che i giocatori possono dare siamo col d'accordo. colpetto devono farlo. E siamo d'accordo. E secondo te anche dici dell'amalgama, insomma, giocatori di quel livello lì possono
rendere comunque, possono andare oltre. Io sposo la sua tesi. Io no, perché so che i giocatori, per forti che sono, se non riescono a coesistere con i compagni e trovare una certa fisionomia di gioco, è difficilissimo. Ho capito, però sta dicendo proprio questo, i giocatori forti poi basta un po' di tempo per poi iniziare il loro percorso, perché il Gironelli allenatore, perché è uno staff che l'hanno fatto, no? poi l'ultimo Esatto. mese siamo perfettamente concordi sul fatto che hanno fatto male. Quello che dici tu è assolutamente sposabile la prossima stagione. Va bene. E dove posso chiudere? Perché se il prossimo anno, tenendosi 9 giocatori di quest'anno che sappiamo che caratteristiche hanno, mantenendo l'allenatore, mettendo vicino quello che può servire, il prossimo anno se il Carlino fa 55 punti e arriva 10º, io vengo dalla tua ma immediato. Se fa 55 punti e arriva 10º ti dico che è un fallimento. Esatto. Te lo dico oggi cos'è? 6 maggio, il 6, ecco, data importante. Andiamo al Brian Lignano, 7 il Cernis Muzzane, 9 il Brian Lignano, dice Barbieri. E qua alzi la mano chi non è d'accordo? No, sul voto. Sì, un voto altissimo, forse gli avrei dato 8,5, 9, dai, insomma, però ci può stare. Ci può stare, quindi sì, questa dai, lettura è innegabile. Tu ti ho visto anche a Lignano vedere qualche partita. Assolutamente d'accordo, perché secondo me il Brian era appunto la prima esperienza in Serie D, un campionato difficile che ha mantenuto la mentalità che aveva in eccellenza. Quindi andare a giocare a viso aperto, provare a giocare la palla sempre, e non è facile farlo. No, vero, Bravissimi. L'altro tema è il futuro, no? Abbiamo detto una delle mosse del futuro, no? Moras, Ciriello. C'è la possibilità che restino, no? E ovviamente è normale pensare a Ciriello, no? Stiamo parlando, ragazzi, comunque il bomber della Serie D, qua abbiamo una carrellata di gol da farvi vedere. Quest'anno il sinistro di Ciriello è esploso più volte con questi affondi da fuori, o si è fatto trovare in area, o il calcio di rigore, tiri al volo. Ragazzi, il campionato pazzesco, no? Riavere in regione il capocannoniere di una categoria così difficile come è diventata, credo che sia una cosa da prendere come un'ottima notizia, no? Quindi in regione ci sono giocatori importanti per questa categoria, si è confermato tra i top, però Zeno Roma, ospite 10 giorni fa, 2 settimane fa, la nostra trasmissione, ha voluto ribadire, no? Perché alla tua affermazione che tu hai detto che ha nascosto alcune lacune, lui dice no, noi abbiamo esaltato Ciriello. Ma guarda, i numeri sono inconfutabili e su questo non ci piove. E i numeri recitano il fatto che Ciriello quest'anno fa 20 gol e diventa capocannoniere del girone. Attenzione che ha aperto il quadro, posso? Ti cancello tutto. Va bene. Allora, chi è stato il secondo miglior marcatore del Brian Lignano? Ve lo dico io, è stato Alessio che fa 6 gol. Poi Bearzotti ne fa 4, Bolgan, Tarco ne fanno 3, Butti ne fa 2, Bevilacqua, Cicagna e Kocic ne fanno 1. Significa che se togliamo i 4 autogol che hanno preso, Ciriello ha fatto il 49,8% dei gol del Brian Lignano. È la punta di riferimento in una squadra che gioca, fa tanti gol. Va benissimo, ma ciò non toglie che nel momento in cui, carta canta, Ciriello aveva un raffreddore, il Brian punti non ne ha fatti, e vuoi sapere dove? La prima partita dove manca Ciriello è nel derby contro il Cernis Muzzane, assente, risultato 0-1. Partita dopo assente, sapete dov'era? Era a Montecchio, Brian Lignano in casa a Montecchio 1-3 e Ciriello non c'è, quindi è ovvio che io non voglio togliere assolutamente i meriti che ha l'allenatore, la dirigenza e la squadra, ma oggi come oggi ti posso garantire che se veniva un raffreddore a Ciriello, l'allenatore secondo me gli veniva la febbre, no? No, ma penso che siamo tutti d'accordo che Ciriello è fondamentale in questa salvezza, però un conto, e non credo che Zeno Roma volesse dire no, noi possiamo fare a meno di Ciriello. No, ma non dice questo, lui dice però noi abbiamo esaltato le caratteristiche di questo attaccante. Però gli ha tirato fuori le castagne dal fuoco, non una, non due, non 3, non 4, perché sai... Ma un conto è dire senza Ciriello faccio fatica, hai ragione tu. Sì. Un conto è dire il Brian ha delle lacune e si affida solo a lui per risolverle.
Non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, certo che no. Cioè, ma io non la domanda è, Ciriello il prossimo anno se va a giocare a Chiarlins, fa 20 gol, non è scritto. Bravo. Questi sono i meriti di Moras. Ok. Sono i meriti che devi dare interviene con questo Barlocco in formissima stasera che ne ha per tutti. Porca miseria. Li ha aiutati, dai. Ma i numeri sono numeri. I numeri sono numeri, Ha fatto il 50% dei gol, li ha aiutati. Non sapremo mai, secondo me, se Ciriello ha aiutato il Brian o il Brian Ciriello, però... È sicuramente una cosa che va all'unisono, questo fuori di dubbio. La differenza la fanno sempre i giocatori, dappertutto. Il giocatore bravo ti fa la differenza. Se non è un giocatore bravo non vinci. Come il Brian quando ha vinto il campionato aveva sempre davanti fatto 36 gol, mi pare. Quindi no, però aveva un gioco che appunto lo ha messo in grande evidenza. Io sai che penso una cosa invece, non so se guardate mai Race Anatomy di Formula 1, loro fanno un premio che è il rododendro, che uno non può dire. Secondo me Moras un po' rode di questa cosa, perché lui è contento di avere Ciriello davanti perché ti fa gol, però dentro di sé pensa, però guarda che un po' oscura il mio lavoro Ciriello. No, agli addetti ai lavori. Dici di no? Agli addetti non ai può lavori dirlo, ma secondo me un po' dentro rode. Anzi, è indubbio che Moras abbia fatto esaltare le caratteristiche di Ciriello, e vi faccio un esempio molto semplice. Una delle giocate principe che ha usato il Brian Lignano quest'anno è stato un rilancio veloce fatto da Saccon a cercare la profondità, verticalizzando, e lo facevano sistematicamente, e che anche lì dici il gioco, quello lì è un dettame tattico dato dall'allenatore. Perché? Perché hai un portiere che ha una buona tecnica podalica, hai una punta che attacca la profondità come nessun'altra, e io sfrutto quelle che sono le sue caratteristiche. Quindi tanto di cappello a Moras. E comunque complimenti a tutti davvero per questa stagione, ma il futuro, insomma, diciamo che al di là di come si veda, sempre meglio confermare elementi così importanti, e questa è la strada. La conferma la società l'ha già data, ovviamente attende il sì definitivo, che chissà se arriverà anche a breve, di Ciriello, Moras, ma poi non solo, perché tanti elementi hanno fatto bene, Berzotti, Kocic a centrocampo, Bevilacqua, Presello ha fatto benissimo, Miriam quest'anno abbiamo detto Mutarcic benissimo, insomma gli abbiamo dato un 9. Allora è finita la stagione della Serie D, purtroppo l'altra parte è stata la nota negativa, la retrocessione del Chions, e chi arriverà in Serie D lo scopriremo in teoria domenica, no? In teoria, perché qua ormai non si può più dire niente. Facciamo un riassunto in questo servizio, il punto sull'eccellenza e il punto decisivo del San Luigi, ma anche quello che manca al River Fleibano, le due squadre del momento per i grandi obiettivi che restano nella nostra eccellenza. Vediamo. Sono contento perché siamo riusciti a fare quello che avevamo prefissato nel minimo di fare, nel senso che noi qua portar via un punto per noi è vitale. Sì, vitale per il San Luigi quel pareggio, e pensate che ad un certo punto si stava delineando la possibilità di uno spareggio. La squadra di Pocecco non è riuscita a chiudere i conti, e nel campionato più incerto di sempre si decide tutto all'ultima giornata. Stavolta però il San Luigi deve ritrovare la vittoria, non si può più temporeggiare. Dobbiamo vincere la partita, questo è poco ma sicuro. Dall'altra parte il Tamai, che arriverebbe ad un solo punto dalla vetta in una stagione forse piena di rimpianti. Facciamo come la Coppa Italia, l'annusiamo. No, dai, siamo stati bravi, dai, insomma, abbiamo preso la scoppola con San Luigi e in 7 partite ne abbiamo mangiato 8 punti, vuol dire che la squadra è una squadra importante che ha fatto un ottimo campionato. Un punto invece è quello che serve alla River Fleibano, la miglior squadra del girone di ritorno. Basta un pareggio con il Tolmezzo per centrare la salvezza diretta, senza i play-out. Nessuno ci avrebbe scommesso, e Lizzi e la sua squadra sono ad un passo dall'impresa della stagione dilettantistica. Allora, un punto, insomma, sembra
È questo che fa la differenza. Quel punto con il Fiume Veneto Bannia potrebbe risultare davvero decisivo, no Simone? L'avevamo detto mercoledì scorso qui, che insomma al San Luigi di fatto bastava uscire imbattuto da Fiume, perché anche perdendo 2 punti restava avanti di 1 90 minuti dal termine. Insomma, diciamo che per un punto Martin per sé la cappa, manca un punto a San Luigi e Rive per definire gli ultimi 2 verdetti. Quindi, 2 grandi verdetti, no? La vittoria del campionato e la salvezza. Tamai ha fatto il suo, Kras pensavamo che avesse la partita più difficile, invece il Tamai ha risposto bene. Molto bene. Il Tamai ha avuto un po', è brutto chiamarla sfortuna, un po'... Ha sbagliato nei momenti che non doveva sbagliare, no? Ha perso tante partite quando magari rincorreva, poi sbagliava. È un po' la stagione dei rimpianti, Jimbo, Gerry, per il Tamai? Tu sai che io il Tamai all'inizio della stagione l'avevo messo in primis, no? Avevo fatto la mia piccola Tamai, Fontana Fredda, San Luigi, San Vitese, e invece San Luigi ha una forza anche questa. Il Tamai è stato, come diceva Simone, altalenante forse nel periodo sotto le feste, no? Sai che aveva perso, aveva fatto quella vittoria, dopo è tornato ad andare un po' non bene e quindi è tornato a risalire, però insomma sono 2 forze, non ho niente cosa fare. Adesso alla fine secondo me vinceranno tutte e 2 e finiranno così. Giocano con le ultime 2. Giocano con le ultime 2, però proprio c'è un tema, il San Luigi arriva a questa finale di campionato, secondo me, con la paura di chi non era veramente la favorita di questa categoria, che si è ritrovata anche a guidare l'eccellenza. Provo a spiegarvi meglio questo concetto, facciamo un'analisi, ma prima risentiamo cosa ha detto Pocecco domenica dopo la partita, oltre alla questione del punto vitale. Sentiamo il mister. È vitale, sapendo che domenica comunque c'è il Maniago che non regalerà sicuramente nulla, anche se è già retrocesso, però adesso veramente questa squadra qua deve andarselo a prendere. Oggi forse c'è stata un po' la paura forse di vincere, è stato questo forse il problema nel primo tempo e anche nella prima parte del secondo. Sai, non sei una squadra talmente forte che sei una mazza campionato, sei una buonissima squadra, l'hanno dimostrato fino adesso, sei in testa, alla fine praticamente manca una partita e sei in testa, però anche noi abbiamo le nostre paure, i nostri vincoli, e ci sta benissimo, però io posso fare solo un applauso a questi ragazzi qua perché oggi non era facile riprenderla e non era facile portarla a casa, sono stati molto molto bravi. Capite cosa voglio dire? Cioè noi non siamo l'ammazza campionato, non lo dice ma aggiungo io, interpreto, siamo stati una bella realtà sorpresa dell'eccellenza e adesso, non avendo quelle caratteristiche da capolista degli anni passati, anche noi abbiamo le nostre paure, no? Sei d'accordo? Può essere sì, sicuramente così. Hanno fatto una grande, diciamo che quasi tutta la seconda parte del campionato davanti. Adesso secondo me lo possono perdere solo loro, perché all'ultima di campionato giocano in casa contro l'ultima in classifica, la pressione è alta, però hanno tutte le carte per poter vincere. Però lo dice che hanno avuto paura. E quindi vi chiedo, ma davvero questo campionato è scontato perché giochi con l'ultima della classe? No, secondo me ti viene il braccino quando sei favorito e tutti si aspettano che tu vinca. Quando non sei favorito sei più libero, nessuno ti potrà mai recriminare di non aver vinto qualcosa. È chiaro che arrivi, vedi il traguardo lì, l'ultimo chilometro, sei affaticato, sei stanco, spingi sui pedali, però le motivazioni da una parte e dall'altra sono inevitabilmente diverse in questo momento tra la prima e l'ultima in classifica. Insomma, inutile girarci intorno, non regaleranno niente, ma quel 10 cm per ora sul pallone prima ce l'avrà una squadra in più, la voglia di arrivarci. Come vivresti una partita così? Bisognerebbe prepararla bene, lavorare tanto sulla testa dei giocatori. Solo testa, no? Ma è scontata secondo te? Scontata, diciamo, è facile? È facile? Facile no, tutte le partite sono sempre da giocare, però diciamo che penso che ci sarà un ambiente importante con tanta gente. Giocatori, secondo me del San Luigi
molto esperti anche, perché vari Carlevalis, Villanovic. Non c'è Villanovic, squalificato. Quello è un grosso... Quello manca, però ci sono dei giocatori che lì devono uscire, ovviamente, dimmi. No, pensavo, però giocano sul loro campo, adesso hanno faticato un po' due fuori casa, no, la ripartenza. Il calendario così, poi secondo me parliamoci chiaro, loro mentalmente domenica sapevano che gli bastava il pari. Dici che, l'ho detto domenica, hanno lavorato su quel maniago alla fine, mi tengo il margine per l'ultima che... Inconsciamente, un po' sì. Inconsciamente io adesso non so, non faccio lo psicologo, però inconsciamente la loro testa gli diceva ragazzi guardate che l'ultima abbiamo 3 punti alla portata o no? Ok. Ma dalle immagini, scusa Simone, però mi pare che ha sfiorato il gol del 4-3 il Fiume alla fine. Sì. Se fa gol, si appare punti. E forse proprio perché pensando alla partita dopo molli un pochino in quel momento lì. Allora... Sono andati molto in difficoltà col Fiume, comunque al netto dei meriti del Fiume una capolista mi aspettavo che la riuscisse a gestire un po' meglio quella partita lì. Arrivano un po' veramente con la sensazione ok, ho superato il mio momento di paura, Gimbo, tu hai vinto campionati, no? Esiste questa paura. Però ritorno un momento a questa partita qua, secondo me, guarda che il Fiume Veneto è comunque una squadra fisica e tosta, perché io l'ho visto a Premariaco e nulla da perdere, non no? è Tra l'altro affrontarla. Sicuramente forse il pensiero, anche per me, forse andava all'ultima partita dei 3 punti. Però dico adesso, giochi a Trieste, sarà una bella giornata, come diceva il mister, ci sarà tanto pubblico. Il giocatore deve essere intelligente, sereno e deve cercare di vincere. Ingresso gratuito per tutti. L'hanno fatto, ho visto il post della società. Quindi sereni devono cercare, perché lì se è una partita che tra virgolette non devono sbagliare, è poco da fare. Ragazzi, devi sbagliare. Cioè, sul tuo campo, in sintetico. Cioè, è inutile, e dopo lì giochi, e infatti dico sempre che le squadre triestine quando vanno fuori a giocare, tra virgolette, trovano sempre un po' di difficoltà. Le ha trovate, le ultime trasferte del Tamai sono state molto complicate, no? Ha perso Codroipo, ha perso Redo, ha pareggiato San Luigi, scusa. Se tu vai di là, uguale a Trieste, quando trovi sintetici, non però, per tutti allora, i giocatori. Scusa, io ho messaggiato lunedì con Carlevaris, gli ho detto questa cosa che hai detto tu adesso, e lui mi dice sì, però fino a Codroipo noi eravamo quelli che in trasferta avevamo fatto i più punti. Non so neanche io dirti cosa c'è successo, mi ha detto, però è vero, ci siamo spenti fuori casa. Ti gira anche l'episodio, ci sono Codroipo rigore. Ci sono gli arbitri, 2 rigori, no? No, però 2 rigori, al di là di tutto, entrano nella dinamica degli episodi, se ti gira a favore o contro, girano le partite. Tra l'altro sul finale a Flaibano, in un momento chiave a Codroipo. Allora, prima di andare in pubblicità, perché dobbiamo parlare anche di Rive Flaibano, approfitto, abbiamo parlato di San Luigi contro un Fiume Veneto Bannia che ha trovato un giocatore indiavolato, e allora nomination di fine stagione, la prima nomination di stasera per il miglior giocatore. Ispirato contro la capolista, Kevin Rossi, doppietta per il Fiume Veneto Bannia, raggiunge così quota 4 gol. Arrivato a dicembre da Portogruaro, si sveglia sul finale di stagione. Forse potrà essere un'arma in più per il prossimo campionato. Se gioca così, potrebbe essere il bomber che manca a questa squadra per guardare più in alto. Nomination miglior giocatore, vediamo se me la passate o se avete altre proposte. Barlocco? Passato. Mi ha messo un po' in difficoltà, avevo pensato a un altro nome io. Dimmelo lo stesso. Avevo pensato a Cassin del Fagagna io, perché doppietta anche domenica, è andato capocannoniere del girone, è un giocatore che ogni anno chi lo nomina, chi lo sente, eppure va in ampia doppia cifra di gol ogni anno, quindi io ti dico Luca Cassin del Fagagna. L'avevamo già messo quest'anno, comunque 3 migliori. Però, però faccio altresì, cioè no ammenda, però ti dico che Kevin Rossi è una nomination che mi piace.
Io sono d'accordo con tutti e due, ma ho un altro nome. Fallo. Dico subito, è Luca Filippo del centrosedia, tripletta, perché tu sai che le triplette io tutta la stagione le ho premiate, 23 gol, anzi 24 capocannoniere della prima categoria, quindi anche lui merita la menzione. Merita. Già premiato, miglior giocatore anche lui quest'anno, è insomma un bel nome. Non mi avete convinto, tengo la nomination di Kevin Rossi, vado in pubblicità e dopo c'è il secondo tempo, non di Inter-Barcellona, ma di terzo tempo. Quindi l'unica vera alternativa alla Champions è adesso parlare con Mauro Serini da buon interista, sappi che dovrebbe essere 2-0 l'Inter. Quindi restate con noi, dopo la pubblicità, le altre nomination, dobbiamo parlare del passato e del futuro di Serini e insomma abbiamo ancora tanti argomenti e anche l'angolo alla scoperta del mondo arbitrale. Torniamo fra poco. Secondo tempo di terzo tempo, continuiamo con gli argomenti principali e poi via con le nostre rubriche. Sì, ci manca da dire, abbiamo parlato del punto del San Luigi, ma il punto del River Fleibano che deve fare contro il mezzo di Serini. Quando si arriva così in un finale di stagione, che si sa che c'è in ballo ancora altre cose, come si gioca con queste partite? Noi andremo con andremo giù a fare la nostra partita con grande tranquillità come abbiamo fatto l'ultimo mese, cercando di far giocare tutti, cercando di inserire qualche giovane, però non regaliamo niente assolutamente. Poi si guarda sempre a chi è l'avversario, ma io dico sempre, quando è l'ultima giornata tu devi fare i conti con il tuo percorso, perché voglio dire è normale, voi proverete a fare il massimo, ma non è certo come incontrarvi quando ti ho visto azzurro a Tormezzo. È normale, no? È fisiologico. Le motivazioni sono diverse, sia per loro che per noi, quindi mi immagino che per loro sarà la partita della vita. Per noi invece è una partita normale di fine campionato, sicuramente. Anche se magari tu adesso stai lasciando, ne parleremo, magari la voglia di chiudere, c'è il rischio di chiudere molto in basso, potrebbe dispiacere questo. Questo sicuramente, già domenica abbiamo perso col Chiarbolo una partita che assolutamente non dovevamo perdere, anche perché era l'ultima in casa, sarebbe stato bello festeggiare con una vittoria. Forse quella più che altro, no? Sì, quindi sì, la voglia di far punti c'è sempre, anche comunque, perché i giocatori devono sempre dimostrare anche alla società chi può essere certo, per il futuro. Farà parte del prossimo anno o chi invece no. Quindi... Però siamo d'accordo che in questo momento, al di là di chi incontra, il River Fleibano è la miglior squadra del momento in eccellenza. Penso sia oggettivo, insomma, penso sia innegabile. Il River Fleibano sta mai a parte quando gioca, anche domenica quando gioca. Per quello io dico sempre, l'ho detto anche prima, è la grande stagione del rimpianto. Il Tamai quando gioca bene e per il tipo di campionato comunque poteva vincerlo. Sì, assolutamente. Lo potranno vincere in 5 per il tipo di campionato che è stato. No, è stato un campionato veramente atipico, non ci abbiamo capito niente, però il Tamai per me era la squadra che doveva stravincere questo campionato. Però adesso parliamo del Tamai. River Fleibano a questo punto sarà impresa? Una volta finita, è l'impresa una delle... Se si salvano domenica senza play-out è l'impresa dell'anno. Gerli? Di tutte le categorie, Sì, Gerli? Sono d'accordo anch'io con Simone. Ha fatto un miracolo, secondo me, il mister lì, c'è poco cosa fare. E comunque sia, giustamente avevo ragione al mister, domenica le motivazioni sono diverse, anche che se vince il River va a un punto dal Tolmezzo, quindi voi secondo me avete fatto un calo abbastanza precipitoso, perché vuol dire che questi qua sono saliti e diciamo ma poi ne parliamo. Ho visto anche con una squadra forte, fisica, le ho viste l'Azzurra. Non sono riusciti poi quest'anno a fare quel salto di un certo tipo di classifica, ma ne parliamo adesso, insomma, con mister Serini. Dobbiamo parlare di futuro, no? Di società che cominciano a pensare al loro futuro, degli allenatori che cominciano a pensare al loro futuro dopo questi ultimi minuti decisivi. Ho detto, se sono rose, se, ci sono ancora tanti se, come ha detto mister De Agostini, ha parlato del suo futuro. Cosa farà Aldea? Per me è stato un anno lunghissimo, per un sacco di motivi, non voglio spiegare tutto. Ho un'idea, qual è? La mia idea sarebbe quella di fare altro, mi piacerebbe fare altro, però devo parlare con la società. Se
che per fare altro devi cominciare in un posto che conosci, un posto che sai quali sono le dinamiche e queste cose qui. Poi se si potrà fare, non si potrà fare, tutte cose perché altrimenti, io l'ho detto, altrimenti per un po' voglio fermarmi, perché ribadisco, è stata un'annata che è partita da molto lontano per me, un po' complicata, e quindi ho bisogno di ricaricare, perché io quando faccio qualcosa lo voglio fare al massimo. Sono sicuro che il prossimo anno, se dovessi ricominciare dall'inizio, non sarei carico al massimo, e quindi ho bisogno un attimino di, facendo altro che comporta fare altre cose, mi caricherebbe di più e avrei più possibilità di dare un mio contributo, ma ribadisco, se. Io pensavo fosse un'idea tua. Questa me l'ha ispirata il Dea, che insomma l'altro è il direttore sportivo, il direttore generale, insomma sappiamo però molto chiaro che voglia fermarsi qua, no? In questa stagione, dove dice per altre cose, insomma è stata anche partita da lontano, forse anche questa è stata una stagione difficile, non in un certo senso, però il Tamai, insomma Simone, lo dicevo prima, vedere questo campionato, quelle 10 sconfitte, ho detto, è stato un campionato importante, però davvero la prima parte di stagione è un rimpianto. Senza dubbio, 10 sconfitte sono troppe per una squadra che comunque era da primo posto, che poteva ambire al primo posto, invece può ancora, pensa tu. Si può ancora, può andare al massimo allo spareggio, no? No, un punto, scusa, dietro a 3 punti, scusami, può ancora vincere, è sicura almeno di arrivare seconda, perché il secondo posto non è attaccabile dal Muggia. Sai, poi io credo che un po' sia anche logorante arrivare 3 anni secondo, cioè che mentalmente qualcosina ti disturbi, ti dia fastidio, no? Che non lo so, perché comunque secondo è una posizione importante, 3 anni di fila, secondo vuol dire giocarsi playoff nazionali, no? Però rispetto agli altri secondi posti questo è deludente. È Gli altri 2 sono stati 2 secondi posti dietro 2 corazzate, cui il Tamai è stato bravo per un certo periodo anche a tenerlo vivo. Quest'anno invece, che sembrava che le altre dovessero provare a tenerlo vivo. C'è il tema, magari anche sapere che comunque anche il Dea mentalmente, appunto, l'abbiamo capito, ha cominciato già a pensare al futuro, eccetera, fa capire insomma che il Tamai dopo San Luigi un po' ci ha creduto, magari a livello di partite ci ha creduto, e come, bravissimi, però probabilmente mentalmente hanno già cominciato a guardare al futuro, no? Mi sembra di capirlo dalle sue dichiarazioni, no? Sicuramente. Non ci hanno più creduto totalmente dopo San Luigi. Quante volte, quanti funerali sportivi sono stati fatti qua durante la stagione? Quindi sai, è logorante anche questo, perché rincorri, allunghi, ti avvicini, ti riallontani. Comunque è difficile, arrivare veramente 3 anni secondi. Comunque è stancante, perché poi c'è l'appendice anche degli sparagi nazionali. Io capisco benissimo il mister, no? Che ci ha fatto capire, no? Ci sono delle motivazioni sulla scelta, eccetera, però è ovvio che fa capire che questo campionato quasi mi viene da dire bisogna partire dal prossimo, no? È difficile pensare a un playoff quando hai già un'idea, no? Forse vogliono programmare un'altra volta, no? Con un'idea, con un altro ruolo, con il mister nuovo, no? Sicuramente sì, però cambiare mister vorrebbe dire aprire forse un nuovo ciclo con qualcosa, bisognerebbe capire anche da che giocatori riparti, da che giocatori non riparti. Zorzetto me lo danno sulla strada di Pordenone, poi lo saprà lui, lo saprà la società. Qualche altro giocatore, Stiso, non lo so cosa vorrà fare, il suo non è stato un rientro così impattante come era stato l'addio, quindi anche loro hanno un grande giocatore che è Mortati, secondo me, che è una bandiera. Però, come finisce il ciclo del Dea al Tamai, quindi, da allenatore? Parte fatto di risultati, soprattutto la prima parte, gli anni della D, insomma una salvezza importante. Il Dea dell'eccellenza, onesti, come vi è sembrato? Un buon caffè, ma che ti ha lasciato un po' di amaro in bocca. Barlocco?
Ma io lo considero un ottimo allenatore, quest'anno secondo me avrebbe dovuto vincere il campionato, non ci riuscirà, ma resta per me sempre un ottimo allenatore. Occhio che magari domenica siamo qua a fare il giro e vince il campionato. Sì, sarebbe l'ennesima sorpresa. Bisogna stare attenti, no? Ma secondo me entra in diretta domenica sera qua al Dea, se vince il campionato io tanto non sono ospite, quindi va bene. Occhio, però dai, insomma, stiamo guardando un po' oltre, lo ha fatto anche lui, no? Nell'intervista si è sbilanciato, insomma, per te? Anche io sono d'accordo con tutti e due, un ottimo allenatore, un po' dispiaciuto secondo me. Secondo me lui ha fatto la battuta, abbiamo usato la Coppa Italia, sì, secondo me un po' dispiaciuto è rimasto per lasciarla, no? Un titolo, no? Quello è un po' un peccato. Che dopo non si sa mai, sai, va a fare le finali, sì, ma sai tu com'è il caso. Esatto, infatti. A parte con la Lombarda quest'anno, Lombardia B. Abbiamo parlato di Tamai, il Kras ha provato a guardare anche ancora il terzo posto, il secondo posto, no, non ce l'ha fatta. Knežević, altro allenatore che parla di futuro, un futuro che potrebbe essere non più al Kras. Come si vede Radenko Knežević nel prossimo futuro? Non lo so, io sono qua 21 anni, sono qua e non posso dire proprio sicuro, però penso che finisco, non so se sarò ancora allenatore, forse cambio qualcosa, forse vado a qualche parte a cercare altri stimoli. Addirittura un altro ruolo allora, oltre che a lasciare qui? Sì, può essere qualche altro ruolo, però come allenatore penso che ho dato tutto, io ero 10 anni, ho fatto 200 partite come allenatore, come giocatore 300, non so quanti li ho fatto e penso che forse è arrivato un momento che mollo, vediamo, non posso, forse adesso anche testa calda, però penso che non sarò più allenatore. Penso proprio non sarò più allenatore, al di là del Kras, insomma. Beh, la sua storia lì è per il suo percorso tra giocatore e allenatore comunque un'istituzione, insomma, Radenko. Tipo Serini, insomma. Ancora di più. Sì, calcolando che la parte giocatore, però ha fatto ancora di più anni da allenatore. È stato il trascinatore agli anni d'oro del Kras, della grande scalata fino in Serie D, l'hanno tenuto, poi ha fatto subito l'allenatore. Il Kras è particolare questa storia, no? A proposito di storie d'amore. Kotzman, il Kras, non vede il Kras senza Knežević, non lo vede. Ma infatti io il giorno che ero a Kras Monfalcone gliel'ho chiesto a telecamere spente e lui mi aveva risposto così e Goran Kotzman che era dietro subito ha detto no, lui è il nostro allenatore anche il prossimo anno, mi ha detto. Questa è proprio una scelta che non si discute, non so, ovviamente le motivazioni possono essere tecniche, tattiche, emotive, eccetera, no? Però sicuramente se tu hai avuto questo rapporto con il tuo allenatore, pensare a un altro sarà un compito difficile, Davide. Sì. Perché se questi sono i presupposti, no? Ma anche perché adesso come adesso un nome che sia in grado di sostituirlo, ma per l'ambiente, per la tipologia di squadra, non è facile. No, il Kras può avere una sua tradizione e può pescare magari anche un nome diverso, no? da quelli che sono in regione, però secondo me è proprio una questione mentale. Il tuo allenatore per anni è stato Radenko, vuoi che sia ancora lui, devi trovare un altro e partire con un altro ciclo. E non è facile sostituirlo. Non è facile. No. Anche il Kras voleva provare a fare qualcosina in più, voleva stare ancora un pochino più in alto, ma secondo me è una stagione positiva. Neopromossi, loro in Monfalcone, ha rischiato mai nulla. Io però Monfalcone anche domenica, che brutto finale di stagione, 5 gol sono tanti. Fagagna si è alzato un po' di livello, a me non è piaciuto il Monfalcone di quest'anno. Molto anonimo. Ho visto a Tolmezzo. Il Kras ha avuto più. Sì, è stato un po' più continuo nel finale il Kras. Però fino allo scontro diretto di 3 domeniche fa erano appaiati. Sì, erano lì, è vero. Però qual è stato uno scatto del Monfalcone, che ti ricordi quest'anno? No, pochi. Ha avuto qualche domenica prima dello scontro col Kras che forse si era portata a 3-4 punti dal secondo posto, ma quello l'hanno avuto tutti, anche il Tolmezzo è stato un periodo là, il Fagagna sembrava poi... Vedremo, insomma, si parla di futuro. Avevamo Musolino ospite la scorsa settimana,
che dice vorrei restare in questo Chiarbola Ponzana, un Chiarbola Ponzana che oggi con il Sant'Andrea ha annunciato, a proposito di se sono rose e fioriranno, vedremo come andrà questa storia. Sant'Andrea e Chiarbola Ponzana unite in una collaborazione, due realtà storiche che si uniscono, hanno annunciato per condividere impianti sportivi e fare sinergia con particolare attenzione del vivaio. Ma anche la prima squadra, io non l'ho capito quel comunicato, l'ho letto anch'io oggi. No, è una questione di società, collaborazione di società per... No, ma non un'unione delle due squadre. Ecco. No, assolutamente. Però Chiarbola ha ammiccato al Domio, adesso Sant'Andrea, si capisce che si cerca di fare sinergia, no? Che non è così facile fare un certo tipo di percorso a Trieste, quindi c'è questa strada che tempo fa si vociferava di un Sant'Andrea Chiarbola che potessero unire le forze anche per un concetto di prima squadra. Intanto una prima apertura. Sì, certo. Intanto una prima apertura, quindi è interessante, vedremo anche perché Sant'Andrea sta crescendo come ambizioni. Sì, c'è Marconi, no? Direttore. C'è un presidente che anche qua che può insomma investire e quindi c'è un progetto, cercano anche questi tipi di rapporti. Chiarbola Ponziana si è ancora salvato, però poi vedremo insomma come scrivono, cosa sarà soprattutto per cercare di creare anche a livello di vivaio una collaborazione, ma il tema centrale sono sempre le strutture in questi casi. Va bene, andiamo, allora le rose sono sbocciate, fiorite, attualmente no, non sono appassite, ovviamente, no, perché credo che resti questo amore, no? È stata una storia bellissima. Sì, no, assolutamente. Tolmezzo è sempre stata la squadra in cui ho giocato quasi sia da giocatore che anche da allenatore, ho avuto un'unica esperienza a Tolmezzo, quindi per me è Tolmezzo... la tua storia d'amore, esatto. Insomma, dai, allora, da Pulcino fino a diventare il mister del record, servizio. Finisce dopo 5 anni una promozione da record, una Supercoppa e momenti esaltanti in eccellenza l'avventura di mister Mauro Serini, che è riuscito ad essere profeta in patria. Un ritorno nella massima categoria dilettantistica a suon di record con le 19 vittorie consecutive, ma soprattutto una storia bellissima, la sua e quella del secondo Gobbi con il club della Carnia. Serini, già campione nazionale juniores, è tornato dopo l'avventura da giocatore in rosso-blu da allenatore ed è riuscito a lasciare il segno. Finisce una storia, ma resta la storia di 5 anni bellissimi. È importantissimo, il Tolmezzo secondo me merita di stare in eccellenza e ce l'abbiamo fatto a portarlo su. Chi verrà sa che pur l'eccellenza sarà come sempre difficile, avrà anche un compito di fare perlomeno, gli auguro quello che ha fatto Serini. Tanto di cappello e tanta gratitudine. Altrettanta per Gobbi, siamo stati fortunati anche lì perché trovare una binata così anche caratteriale è stato veramente importante. E come diceva Califano, attenzione, non è escluso il ritorno. Gran finale, insomma. Non è escluso il ritorno. Allora, da dove partiamo? Partiamo da queste foto innanzitutto, no? Perché stasera non ho la rubrica storia dei dilettanti, ma ho la storia di Mauro Serini, perché è bella, no? Questi legami, no? Ha iniziato lì, qua è una foto da esordiente, non da Pulcino, ma ha iniziato da bambino lì, eri quello cerchiato, qualche ragazzo lo riconosco in quella foto, poi campione d'Italia con la Juniores. E lì eravamo Mase Torelle, esatto. Esatto, poi il passaggio in prima squadra, questa era la prima squadra allenata da Elia Lazzara, con capitano il grande Bacio Damiani, insomma tanti tuoi amici, no? Con cui alcuni avevi vinto il titolo, no? Vedo Rainis, vedo Pillinini, Scarsini, altra grande bandiera, no? E tu poi però, oltre a quel percorso lì, sei diventato anche allenatore. Che significato ha avuto per te? Diciamo che mi è sempre passata l'idea di fare allenatore, anche quando giocavo era un'idea che mi piaceva. Quando mi sono infortunato, ahimè... 2015. Esatto, lì ho deciso che basta, anche per motivi di lavoro, perché non potevo fare tante assenze, e lì ho detto ormai in Serie A non andavo, quindi ho deciso di provare un'altra strada e ho provato a fare allenatore. Senti, Tolmezzo, tu sei partito che non è partita subito benissimo, no? Però poi quando hai iniziato
a vincere non ti sei fermato più. Diciamo che avevo fatto il primo anno da secondo a Negedi e abbiamo fatto un campionato di metà classifica che si è interrotto a marzo per il Covid. Ok, quindi era fermato tutto lì. L'anno dopo, il mio primo anno, ci siamo fermati a ottobre, sempre per il Covid, però eravamo primi quella volta, quindi avevamo fatto... Sì, è partito bene. L'anno dopo invece obiettivamente non ho fatto molto bene. E poi perché abbiamo un po' disatteso, si pensava di fare tanto meglio e invece siamo arrivati fuori dai playoff. E invece l'anno dopo però abbiamo vinto il campionato. Quel record, no? Esatto. Penso che resti per te. No? Quello sicuramente è anche un dato importante perché fare 19 non è facile. Vediamo anche una squadra come il Pordenone, blasonata, non è riuscita a fare 19 vittorie di fila. È vero. Non è da poco. Sai cosa ho detto io ogni tanto in trasmissione? Te lo chiedo con grande onestà. Ogni tanto dava quasi l'impressione che i tuoi meriti passassero in secondo piano. Tu hai avvertito questo nell'ambiente, non nella società. No, secondo me no. Secondo me l'allenatore, la bravura dell'allenatore è di mettere i giocatori ad esprimersi al meglio. Quindi secondo me l'allenatore bravo è quello che riesce appunto a mettere il giocatore che riesca a fare il massimo che possa fare. E quest'anno invece secondo te siete calati? Perché? Il secondo anno è sempre difficile, in generale, per qualsiasi bisogna... è stato un anno difficile, la categoria è difficile, squadre toste, e secondo me abbiamo fatto una buona prima parte e dopo abbiamo mollato un po' a fine andata, per poi tornare a fare un bel filotto all'inizio del ritorno e dopo un po' la situazione, anche il fatto che si sapeva che io andavo via, che non ero più l'allenatore, un po' i giocatori, no? C'è un po' di appagamento e quindi è anche difficile negli allenamenti riuscire a chiedere l'intensità e tutto quello che fino a prima eravamo riusciti a farlo bene. Barburini ha detto che per chi viene dopo non sarà facile, al di là di chi sia che viene dopo, visto che tu hai lanciato nomi a me conosciuti, però non sarà facile perché c'è un percorso di risultati prima, ma anche perché secondo me quest'anno lascia in eredità una squadra che il prossimo anno io ci metto un punto di domanda, sono onesto al Tolmezzo. Sì, calcolando che il campionato d'eccellenza il prossimo anno sarà ancora più complesso, no? E questo è un fatto. Tieni presente che il vantaggio che ha avuto Mauro è stato quello che conosce l'ambiente come nessun altro. Io ho una domanda, devo farla per forza, Mauro. A livello gestionale, i friulani che ti sono arrivati su... 2-2 l'Inter? No. Ve lo dico, visto che c'è Serini che ti fa Inter. Si sono integrati bene? Hai avuto problemi nella gestione oppure... No, ma assolutamente il gruppo Tolmezzo è un gruppo sano, chiunque viene su penso che tutti parlino bene di noi lassù, come gestiamo, perché li abbiamo accolti a braccia aperte, quindi anche a livello di... come si può dire, di prestazioni, tutto, non ho niente da dire assolutamente. L'unico Rigo che è stato un pochino, perché è venuto su da infortunato, quindi ha dovuto operarsi e ha fatto un po' più fatica rispetto agli altri. Simone. Posso farti una domanda, Mauro? Tanto, se la società, visto che tu sei bandiera, ti avesse proposto un ruolo dirigenziale, l'avresti accettato? No. Ok, vuoi fare l'allenatore, insomma? Sì. E se ti avessero detto facciamo ancora un anno? Lì sarebbe da valutare. Sì, perché dopo 5 anni è giusto mollare, anche io c'era bisogno di cambiare, anche per dare nuovi stimoli ai giocatori. Perché... Senti, tu cosa vuoi fare in futuro? Ti hanno accostato alla Gemonese, ma non ti chiedo se è vero. Ti chiedo però, perché quando si parla di un allenatore che ha allenato, soprattutto per un Carnico, no? Va dove può allenare? A Tolmezzo o a Gemona, si fanno i nomi limitrofi. Serino è uno che vorrebbe allenare anche... visto che hai fatto l'eccellenza per 2 anni, hai fatto la promozione, anche fuori, cioè fuori, in regione, anche se si tratta di allenare... riuscire a mantenere la categoria sarebbe il massimo. Okay. Sono disposto a spostarmi, assolutamente. Quindi sempre... non solo il classico allenatore di territorio, come è successo in passato da alcuni, no? Nel nostro territorio, in Carnia, no? Che magari sono buoni allenatori, però sono fermati. Sì, no? Magari... è una sfida, io l'accetterei volentieri. Okay. Magari no a Chiarbola, no? Esatto. No, ecco, sì. Sì. Quello no.
questo è un tema, insomma, chiaro, hai voglia di continuare. Un'ultima battuta, insomma, su questa storia bellissima che è stata, no? Noi l'abbiamo raccontata, eccetera. Da Pulcino al Record, immagino anche tante amicizie, ma come vedi il futuro del Tolmezzo? Secondo te cosa vorresti? Tu, essendo stato una bandiera, secondo te dove può guardare Tolmezzo? Tolmezzo, secondo me, la categoria giusta è l'eccellenza, perché l'eccellenza è la categoria massima di dilettanti. Fare un passo in più devi essere pronto, devi studiarlo, programmarlo, è una cosa difficile. Potrebbero arrivarci obiettivamente, perché secondo me ci possono essere le risorse, però devi partire piano piano e costruire. E qua sono le immagini, insomma, anche questo è un bel momento, l'omaggio di tutti, della società e dei tuoi giocatori, a dimostrazione che si è chiuso al meglio questo ciclo, no? Sì, no, assolutamente. Ho un grandissimo rapporto sia con la società che con tutti i giocatori, quindi ci siamo lasciati benissimo, ecco. Bene, dopo aver parlato di un allenatore che ha fatto molto bene e che attende una nuova esperienza, aspettando di capire chi sarà a Tolmezzo, perché ancora non c'è il nome, come in altre panchine di eccellenza. Attenzione, parlavo prima dei SE, oggi la notizia che è uscita, che abbiamo sentito, è Pittirino viene a Codroipo, e questo è vero. Non ci piove. Non ci piove, abbiamo accostato Sandrin. Il Codroipo subito ha voluto dire: noi non abbiamo sentito allenatori, ma noi non abbiamo detto che il Codroipo ha sentito Sandrin e si è messo d'accordo con Sandrin. Noi come si fa? Si danno delle ipotesi, una voce, una nostra notizia è l'allenatore potrebbe essere Sandrin, poi se non sarà vero amen, però... Se si è arrabbiato qualcosa di vero c'è, vai tranquillo. Dici? No, hanno precisato. No, ho fatto una battuta. Hanno precisato. La società giustamente poi precisa, ma c'è qualche panchina ancora. C'è ancora da divenire, veramente. Sì, davvero. Fontana Fredda non si sa, San Vitese scricchiola, sì, non si sa. Chiarbola dovrebbe manca la conferma. Capiremo. Abbiamo sentito Tamai che ci sa il nome. Gorizia, se Sandrin, come hai detto tu, va via. Arriva uno sloveno là. Gorizia. Io ho sentito Cali. A Calling anch'io avevo sentito, sì, è vero. Ma sono tutte voci, secondo me davvero, mai come quest'anno stanno cercando che finiscono i campionati che sono complicatissimi, incerto in eccellenza, le tante retrocessioni nelle varie categorie, appena finiscono secondo me cominciano a muoversi i tasselli, no? Beh, ma le società però devono anche lasciarci fare sto giochino, no? E se no quando i presidenti delle società erano ragazzi e leggevano la Gazzetta per vedere chi prendeva il Milan, gli piaceva, e allora anche a noi piace. Allora, abbiamo parlato degli allenatori, nomination del miglior allenatore. Festa Fulgor con il 3-0 all'Arteniese, reti di Rosero, Cei e Cozzi, arriva la matematica vittoria della seconda categoria girone B con 62 punti, una squadra forte con un allenatore forte, Ernesto Candon, dove è andato ha sempre fatto bene, e con la Fulgor e il suo percorso personale da allenatore aveva un conto in sospeso. Questa promozione per Godi è importante, ma conferma anche le qualità e il curriculum di questo mister. Venire in seconda con la Fulgor è stato quasi un debito morale nei confronti del presidente della società. Penso è arrivato gli ultimi mesi dell'anno scorso, preso una squadra che era in difficoltà dopo 7 sconfitte, era penultima in classifica, siamo arrivati fino a metà classifica, ma l'anno scorso c'erano 7 retrocessioni, noi siamo stati sì l'ultima a retrocedere, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta, e quindi mi sono sentito in debito morale con la società di cercare di tornarli a portare nella categoria dove erano. Oltre al debito che parlavo prima, insomma così morale, anche una mia soddisfazione personale, perché dalla categoria dei giovanissimi fino alla promozione ho vinto sempre un titolo regionale. Mi mancava la seconda e la prima. E insomma, è la seconda arrivata, adesso a Candon gli manca la prima. Complimenti mister, complimenti alla Fulgor. Lizzi, nomination. Lizzi nomination. Ma Lizzi si salva domenica, è già in finale a Percotto, dai, siamo tanto a girarci attorno, no? Quindi, no, via, scartato.
Io invece ti dico un altro allenatore che sta facendo molto bene nel momento topico e domenica si giocherà la vita, Michele Giordano del Torre, perché dopo aver perso contro il Pordenone in casa e sembrava che lì potesse essere il bivio fra una che quel giorno poi ha vinto e una che non doveva vincere, è andato a pareggiare a Corva, non era facile, poi ha battuto Aviano, Oltre e Cusignacco in 3 partite e si è addirittura tirato fuori dalla zona salvezza. È chiaro che domenica poi con 2 scontri diretti, ma soprattutto con 5-6 squadre in 2 punti, avrà la prova del 9, però secondo me questo mese, insomma maggio, insomma aprile, maggio, Michele Giordano del Torre ha dimostrato che i manager esistono e lui non è un bollito rimasto lì per... No, sai che siamo di fronte alla nomination di finale di stagione, che a peschiamo è caduto male sto calendario, no? Colpa dei Canciani, della federazione, no scherzo, abbiamo ancora aprile, un pezzo di aprile, finale di maggio, quindi sai, se sul finale di stagione poi non dovesse completarsi l'impresa, mi piacerebbe aspettare. Invece dall'altra parte ho un mister che ha fatto un percorso completo e ha chiuso vincendo un campionato, no? Quindi per questo vorrei tenere Candon, non per non darti ragione, è una nomination che è validissima. Io però metterei la postilla nel tuo regolamento per il prossimo anno che chi vince il campionato deve essere escluso, è premiato comunque, indipendentemente, perché chi vince ha ragione. Il prossimo anno facciamo bene il regolamento, anche perché qua non c'è un regolamento, è tutto inventato sul momento. Se sei d'accordo facciamo un pranzo un giorno. Esatto, che ne abbiamo bisogno. Jimbo Zerni. Io purtroppo faccio complimenti al mister della Fulgor. Perché purtroppo? No, purtroppo in senso buono, scusa, faccio i complimenti al mister della Fulgor. Però sono d'accordo questa volta con Simone perché Giordano, Michi ha fatto 3 risultati. Però qua mi mettete di cosa faccio? 3 risultati se siamo super. un mister, cosa faresti tu? Chi ha vinto o Giordano? Chi ha vinto? Chi ha vinto? L'arbitro? Scaramanticamente chi ha vinto perché ha già in tasca il risultato, gli altri non si sa mai, festeggeranno domenica. Allora chi ha vinto, però mi avete messo in difficoltà e ci sta alla grande. Vediamo la miglior squadra. 20 punti nel girone di ritorno, rimonta clamorosa del Chiavris in chiave salvezza. Domenica un'altra vittoria sofferta ma preziosa per 1-0 contro il Diana, gol di Simone Michelini e soprattutto un rigore parato da Salvatore Agozzino. Il Chiavris adesso con 31 punti sarebbe salvo. Si gioca tutto domenica contro l'Udine United Rizzi. I ragazzi di Brunetta con una vittoria potranno festeggiare. Mezza altezza, sì. Cosa c'è? Fornasera. Parto io. Parti tu? Allora, siccome Giordano non possiamo premiarlo perché domenica potrebbe rovinare tutto, adesso premiamo pure il Chiavris che domenica potrebbe retrocedere. Vabbè, quindi 20 punti nel girone di ritorno. Un altro scontro diretto. Anche Giordano ha fatto tanti punti. Però al netto di questo, solo per dirti che se sei coerente il Chiavris lo togli, io ti dico un'altra squadra della città di Udine, perché mercoledì scorso noi qui parlavamo dei campionati più in bilico, dei possibili spareggi, davamo quasi per fatto lo spareggio tra Villanova e Caporiacco nel girone B di terza categoria. Invece... Domenica il Donatello, ultimo in classifica, con 8 2008 titolari e 4 in panchina, è andato a vincere a Caporiacco 4-2, ripeto, 8 2008 in campo. Saranno anche gli allievi del Donatello che ha un settore giovanile fra i più importanti della regione. Però in prima squadra è tutt'altra cosa. Hanno vinto a Caporiacco e hanno di fatto messo su un piatto d'argento, su un vassoio, il campionato al Villanova. Sì, clamoroso. Clamoroso, ma... Caporiacco butta via un campionato. Lo butta via. 8 2008 in campo, ho la lista qui, me la sono fatta mandare apposta. Questa è bella, Però volevo dirvi che ho votato il Chiavris anche per fare un favore al collega Surza,
che è un giocatore del Chiavris. Ora, proprio per questo non saprei perché il Chiavris abbia fatto tutti questi buoni risultati, però no, a parte le battute, c'è anche il nostro collega in questa squadra che sta facendo benissimo, insomma, con questi 20 punti e una salvezza adesso a portata di mano. Quindi abbiamo promosso anche queste foto per salutarlo, ne parliamo ogni tanto in redazione di questo Chiavris che è ad un passo. Per fare stare tutto in famiglia, insomma. Ad un passo, però, ha ragione Fornasiere, è ad un passo e quindi mi tocca. Vediamo cosa mi propone Gerli. Guarda, io adesso mi prendi in difficoltà perché io sono partito dal Chiavris prima di passare al Pasenese, quindi ho fatto tutto il settore. Quindi dovresti dare a loro. In Chiavris, il cuore mi porterebbe al Chiavris. Però ha ragione anche Simone sul Donatello con tutti quei 2008. Allora io evito il Chiavris, evito il Donatello e vado al Sevegliano Faulis dove si è tirato fuori, che era nelle retrovie, ha fatto 5 vittorie di fila. Ah, bella questa. E quindi nomino il Sevegliano Faulis. No, qua mi dovete dare una mano. Cosa facciamo? Sevegliano Faulis, il suo percorso definitivo di crescita con 5 vittorie consecutive o la storia di Fornasiere? Dai, aiutatemi. Abbiamo purtroppo escluso il Chiavris che abbiamo aperto, gli abbiamo fatto i complimenti e insomma gli auguriamo di completare l'opera, anche se c'è anche l'Arteniese che spera ancora. Coloredo spera, Diana, Udine, Rizzi. Tutti. Io sono con Simone. Tu sei con la storia. Donatello, il 2008 del Donatello. Io settore giovanile al Donatello quando ero ragazzino. Storia del Donatello. Storia del Donatello premiata. Dopo aver parlato dei migliori vi devo parlare di un non va. C'è un non va. Per me anche questo mi sorprende, lo trovo clamoroso. Vediamo il non va. Prova la gran botta! Non va. Da bella sorpresa a pericolante, l'Oltre si è fermata sul più bello ad un passo dalla salvezza. Non vince da 4 giornate, non è riuscita a battere la Spal Cordovado, ha perso lo scontro diretto in casa col Torre e soprattutto ha sprecato un altro match point a Cordenons, l'ultima della classe che ha cambiato ritmo, batte 3-1 i ragazzi di Gorenzac, che adesso hanno paura. Oltre Maranese, domenica decide una stagione. Passo indietro. Clamoroso. Io ricordo che avevo nominato Gorenzac quando tu poi me l'hai promossa perché aveva portato fuori clamorosamente l'Oltre dalla Ceri Piombato. Poi domenica la promo A è pazzesca. Bisognerebbe veramente fare un diretta gol domenica della promo A. È vero. Guardiamo l'ultima giornata. È pazzesca, è pazzesca. Guardiamo l'ultima giornata della promozione Girone A. Difficile. Perché qua ci sono degli incroci. Il Sedegliano mi pare abbia solo una combinazione per poter andare a prendere l'8° posto, ma poi c'è Cussignaco, Cordenonese, abbiamo visto che la Cordenonese non c'è nulla di scontato, c'è oltre Maranese, c'è Martignaco Torre. Una partita senza interesse di classifica, Pordenone, Unione SMT, il resto tutte, perché Buiese Spal, la Buiese se vince il 13° non vince va a fare la semifinale playoff. Il Aviano Sedegliano. Ma siete d'accordo però che l'Oltre è quella che adesso ci arriva malissimo. Sì, ci arriva male, sì. Ci arriva male perché ha sprecato dei match point importanti e poi adesso con tutto anche il Martignaco però ci arriva al limite. Un inning affaticato. E il Torre in ascesa. Il Torre in ascesa, il Torre domenica ha battuto il Cussignato. Datemi la classifica della Promo A, riuscite regia, che volevo fare un ragionamento. Se mi dite che il Torre arriva con i favori e l'altra con i favori mi avete detto... È a pari col Martignaco il Torre, 36. Classifica Promo A, mi dicevi che il Torre arriva con i favori? No, arriva con i favori perché arriva da un buon momento di risultati, lanciato. E poi c'è la Maranese che secondo te... Però non basterebbe perché Maranese va a 38 con
il Torre si salverebbe ovviamente. Allora, Torre e Martignacco, chi vince si salva. Esatto. Biscotto non possono fare, non me ne vogliano gli amici di Mare, perché a 37 rischi di essere sorpassato dall'oltre e preso dal Cussignacco, quindi poi entra tutta la classifica avulsa. Al massimo la Maranese può sperare di fare qui, no, al massimo, può succedere di tutto. Se Martignacco... La Maranese se vince è sicura di non retrocedere, perché Martignacco e Torre a 38 tutte e due non possono arrivare. E passa l'oltre, passa sicuro una fra... La Maranese è solo un risultato però. Cioè, l'oltre... Beh, il Cussignacco deve vincere e sperare. Sedegliano può andare massimo a 36, deve sperare che... Deve combaciare... Deve combaciare tantissimi incastri. Ha le possibilità, possibilità. Storia anche lì, Mussoletto a Sedegliano gioca ad Aviano, che è il suo paese, si gioca sì, e non ce l'ha fatta, lui è entrato, anche lì poi se valutiamo è stato un cambio particolare che però poi non ha portato al beneficio. Anche insomma, sopra il Buiese è 13°, 7 punti in questo momento, quindi il 13° non può, deve fare lo stesso risultato della Buiese. Sì, per andare direttamente in finale playoff. E chiudo mostrandovi la Promo B, l'ultima giornata, solo per dire che qua è molto più semplice. Trieste Victory, se vince, è premiato dallo scontro diretto. Guardiamo proprio il finale anche della Promo B, che è l'altra categoria con tante retrocessioni. Trieste Victory deve battere il Sevegliano Fauglis, il Sistiana Sesia deve battere il Corno per tenere l'8° posto, la San Giorgina deve vincere e sperare, e al Forum Iuli che però è già seconda. Vi segnalo, abbiamo parlato di migliori giocatori, squadre, la famiglia Borda nella Cordenonese che ha ripreso a fare risultati, che è un caso veramente incredibile. In promozione c'è Borda, il giovane, che fa lui questo gol che abbiamo messo, c'è stato recapitato, insomma, vede il portiere fuori e lo batte così, quindi è uno degli elementi. Lui era partito a Maniago con Maniago Vaionte, è andato a chiudere con una Cordenese che alla fine chiude bene la sua annata strana, no? E il papà ha fatto il gol decisivo del Vigo Novo. A Rivignano, no? A Rivignano in prima A, il Vigo Novo con un giocatore clamoroso, se lo ricordiamo Pasiano, sarebbe salvo. E anche qua, anche la prima, Il Vigo Novo ha il duello col Barbeano, no? C'è Vigo Novo Vivai, mi pare, Barbeano, non mi ricordo. Adesso dobbiamo controllare, però se la gioca al destino nelle sue mani il Vigo Novo grazie ad una grande vittoria. Volevo segnalare, insomma, tra i protagonisti di questa penultima giornata. E è il momento del gioco pericoloso. Cos'è il gioco pericoloso? Tu l'altro giorno mi hai chiamato, mi hai detto facciamo una puntata sul gioco pericoloso, va bene. Poi mi hai detto quando ammonizione e quando espulsione. Già lì un arbitro sono tremati i polsi, no, perché il gioco pericoloso di per sé presuppone che si possa mettere a repentaglio l'incolumità dell'avversario, ma senza un contatto fisico. Cioè il gioco pericoloso, quindi un calcio di punizione indiretto, si dà per scontato che non ci sia contatto tra la gamba, alzando la gamba, il classico fallo di gamba tesa, usiamo un termine da bar, e quindi è una cosa diversa da quella dell'espulsione. Non è mai previsto una sanzione disciplinare in questo caso, quindi o abbassare la testa per andare a giocare il pallone tra le gambe dell'avversario, che vuol dire abbassare la testa per terra, o alzare la gamba, il classico fallo di gamba tesa. Invece parliamo di negligenza, imprudenza o violenza sproporzionata, sempre per la regola 12, falli e scorrettezze, e abbiamo qualche... Tu ci hai portato questi casi qua. Esattamente, perché poi la negligenza parla proprio il termine stesso, la noncuranza, il fatto di fare un fallo è una sanzione solamente tecnica, quindi un fallo, un calcio di punizione diretto senza provvedimento disciplinare. L'imprudenza, quindi un fallo imprudente, quindi usando comunque qualcosa che mette a repentaglio l'incolumità dell'avversario, presuppone fallo, calcio di punizione diretto e ammonizione, mentre la violenza sproporzionata l'uso eccessivo della forza, della foga e quindi l'espulsione. Vediamo i casi, ne abbiamo 3. Sì. Cominciamo da questo. Chions. Questo scatta un fallo, il giallo. allora, esattamente. Questo allora, è un giocatore che in teoria vorrebbe andare a prendere la palla. Vorrebbe andare a prendere il pallone, allunga la gamba, poi la ritrae nel momento in cui sta vedendo il contatto con l'avversario, quindi sta ritraendo la gamba,
in questo caso c'è chiaramente il fallo, il calcio di punizione diretto e giustamente corretta la munizione, non era entrato con la gamba, con i tacchetti puntati verso l'avversario, con la gamba E secondo rigida. te l'arbitro riesce a vedere quel movimento della gamba? Deve perché se no sbaglia. Tu mi stai dicendo che è un giallo perché l'arbitro ha intuito che l'altro non aveva intenzione di entrare... Ha visto che ha ritratto la gamba nel momento in cui è stato cesato il Bravo contatto. in questo caso, non era Ma una... è capire di calcio, la dinamica del calcio, è una cosa fondamentale. Vedere partite è l'unica palestra che può fare un arbitro, perché l'arbitro non può allenarsi arbitrando le partite della settimana. Ma quindi lì non c'entra se gli ha preso la caviglia? No, c'entra, assolutamente c'entra, però una cosa è andare con la gamba rigida sul ginocchio o sulla tibia, ecco, in quel caso lì è parte con la gamba tesa, dopodiché fa male, cioè non sto dicendo che non fa male, però se vedete nel momento in cui c'è il contatto lui piega la gamba, la sta piegando, quindi in qualche modo... E lì scatta il giallo. Scatta il giallo, la munizione. Ma se fa rosso... No, rosso no. Se fa rosso, io dalla tribuna dico, perché hai fatto rosso? Ho visto la gamba alta che l'ha colpito, dopodiché a livello didattico andiamo a rivederlo insieme e dici guarda che in quel caso lì non andava fatta l'espulsione, ma la munizione per questi motivi qua. Poi è chiaro che la posizione in campo dell'arbitro, il fatto di fare la fotografia, avere la lucidità di fare la fotografia nel momento in cui c'è il contatto è fondamentale. Serini non ritraeva la gamba, ad esempio. Comunque già vedendolo ti direi che per me sarebbe difficilissimo riuscire a notare questo movimento. Vediamo il caso 2. Il caso 2 è interessante, io mi ricordo polemiche qua. C'è questo pallone a metà campo, entrano in due e qua parte, poi c'è un bel problema perché si scontrano e qua devono partire altri tipi di provvedimenti. Ci sono i giustizieri della notte, perché poi in squadra sono tutti che si fanno fra di loro giustizia a difendere il proprio compagno. Allora la difficoltà dov'è in questi casi qua? Quando il pallone è stoppato male e si allunga. Allora lì l'arbitro bravo deve alzare le antenne e capire che può succedere qualcosa. Allora, il possesso è chiaramente a parte la scelta delle maglie che è un po' opinabile personalmente. Il pallone del Ronchi, in questo caso era del Ronchi, del Granata, l'altro si lancia cercando di prendere il pallone, ma non lo prende. Se voi vedete, si lancia con vigoria sproporzionata. Scusa, ma che cartellino fa? Rosso. Rosso è amaranto anche il cartellino, è rosso. Non ma estrae il rosso? Sì, estrae il rosso. Sì, ok. Cioè vedete che l'altro si lancia, cioè il fatto per un giocatore che non è in possesso del pallone di lanciarsi in quel modo lì è a suo rischio e pericolo, rischiando di far male all'avversario, e se lo prende è rosso il 99,99% delle volte. Cioè il fatto di lanciarsi di corsa in quel modo lì è veramente... Sei a rischio, perché tu vai proprio, la differenza che dicevi prima, no? Uno ritrae, qua ti lanci dritto, no? Qua l'ammonisce inizialmente, dopodiché fa espulsione per... Allora, è giallo allora? Prima fa il giallo, poi che fa l'espulsione penso per quello che succede dopo. Quindi dovrebbe essere rosso diretto. Sì. L'arbitro bravo cosa fa in questo momento? Sa che può essersi fatto male qualcuno, la prima cosa da fare è fischiare e avere subito il cartellino in mano il rosso, far capire a tutti che ha deciso per il rosso. Allora i giocatori, anche chi ha subito il fallo, si sente tutelato, oltre a quello che può succedere nella dinamica. Cioè avere il cartellino in mano subito, ho già deciso, è rosso, tranquilli che è espulso. Questa è la decisione. E comunque perché è una dinamica da rosso. È una dinamica assolutamente da rosso. Entra nel famoso gioco... La vigoria sproporzionata. L'uso smodato della forza, eccessivo della forza. Ok. Ultimo caso, vediamo, va a recuperare palla e poi fa anche gol e si gioca. Ma io qui non farei niente. Infatti non ha fatto niente. Timide proteste. Questo è uno dei video che anche tu hai visto, il raduno famoso che facevano. Hai ragione. Prende la caviglia del difendente qua, vedete che prende la caviglia, il pallone resta libero perché ce l'ha l'avversario. Allora, è 1 metro l'arbitro, ragazzi. Quindi è un errore. Come fanno a vedere caviglia? Adesso non uso il linguaggio colorito che usavo ai raduni, ma Massimo era presente e lo facciamo notare la cosa, ma al di là della cosa bisogna essere pronti.
se non si è pronti in quel caso lì. Ma al di là di questo, però, sono tutti infatti che restano, tutti si aspettavano, cioè nel momento in cui in campo tutti si aspettano una cosa e l'arbitro non la fa, forse è l'arbitro che sbaglia. Però quella è la dinamica che dici tu, sto andando a cercare il pallone con una dinamica... Esatto. In questo caso qui però la gamba è bassa, sì. Ha preso sì la caviglia, il piede, ma con la gamba bassa, con i tacchetti comunque bassi, non all'altezza della tibia o sopra la caviglia comunque, quindi è fallo e ammonizione in quanto è un fallo imprudente. Comunque, c'è l'imprudenza. A vedere mi sembrerebbe che il piatto lo mette davanti, non è proprio fallo. Ma gli va sopra, secondo me, gli va sopra sulla caviglia. Va vicino al piede. Però il movimento che fai da sopra a sotto. Ma a te lì interessa il movimento, non che abbia preso o meno la palla. Allora, il fatto che prenda il pallone è una discriminante. Ma non fondamentale, cioè il fatto che io colpisca il pallone non vuol dire che poi posso... Faccio un esempio estremo, entro in scivolata come il primo caso, anzi il secondo caso, quello che abbiamo visto, colpisco il pallone e poi con la gamba alta colpisco la tibia dell'avversario, è espulsione. Cioè il fatto che sempre imprudente no? No, è vigoria sproporzionata. Vigoria, sì. Non sana la condizione del fatto che io colpisca il pallone, cioè dover padronanza del mio corpo, non è che posso abbattere tutto quello che trovo dopo il pallone. Però è un caso difficile questo ultimo qua. Sì, perché sembrerebbe che faccia da scudo e lo riporta. Ti direi che ha fatto bene, ma è difficilissimo fare l'arbitro. No, ma siamo d'accordo, ma per quello ogni tanto poi... Qui la prima cosa che accade in un campo cos'è? Perché c'è stato un intervento particolare, cade un uomo, quindi qualcuno chiama il fallo, qualcuno dice no, ho toccato il pallone, non c'è problema. Quello che ci sta dicendo Merlino è guardate che tipo di movimento è, di come va a intervenire e se tocca l'avversario deve intervenire. L'arbitro era veramente posizionato perfetto. Ma allora, un famoso caso di Inter-Juve di Orsato, il fatto di essere a volte veramente vicino o troppo vicino fa cambiare la prospettiva di quello che è capire l'entità e la realtà del fallo. Non va bene neanche troppo vicino. Neanche troppo vicino, perché poi la distanza dà una percezione veramente vera di quello che succede. Troppo vicino si è quasi un po' intimoriti di essere troppo vicino e di doversi spostare perché c'è la paura di intralciare. Fare l'arbitro è un gioco pericoloso. Fare l'arbitro è un gioco pericoloso, ma io mi riallaccio, poi prima parlavamo della promozione girone A, di tutto quello che abbiamo fatto mille ipotesi, arbitrare quelle partite lì non sarà facile per l'arbitro, però io oggi ci pensavo e dicevo che bello che sarà arbitrare quelle partite lì, però c'è un altro problema, io ho fatto il parallelismo di quando si era a scuola, dove si voleva recuperare un'ora prima dell'interrogazione quello che non si era studiato 2 mesi prima. Tutte le squadre che sono in questo momento che lottano per la salvezza vogliono fare gli ultimi punti nell'ultima giornata, nell'ultima partita, nelle ultime 2 partite, quello che non hanno fatto prima, quindi bisogna capire che... È vero. E poi si dà la colpa all'avversario, all'arbitro. Ha perso 2 minuti quando magari poi se stavo vincendo io il pallone poi spariva. Io quando avevo l'interrogazione facevo una cosa molto semplice. Andavi in marina. No, quando avevo l'interrogazione andavo da Serini e dicevo dai dammi qua le ultime robe. Era molto bravo. Tra l'altro credo di averlo arbitrato io, perché poi ho visto quella fotografia dove c'era Damiani, Collinassi sì, beh, siamo vecchi tutti e due. Non possiamo andare avanti, dobbiamo vedere parate e gol. Sta finendo, stasera siamo andati fino alla fine. Ragazzi, proprio fino a Inter-Barcellona. Perché dobbiamo tenere lo stesso tempo del big match, quindi noi ci siamo. Ma guardate queste giocate, vediamo, parata, play, Suarez, sempre lui. Tiro dal limite, si distende bene, mette in angolo. Suarez recupera la posizione aiutato dalla traversa, guardate come esulta, forse... La ripresa che deve seguire la palla non aiuta ad apprezzarla completamente, troppo vicina come l'arbitro, però è una bella parata. Sì. E qua è decisivo Giorgiutti, salva il risultato. Mi piace Giorgiutti dove va, guarda dov'è, prendendosi anche il rischio del caso. Allora, dai Merlino, dopo che mi hai detto i giochi pericolosi, la parata più bella? Play. Anch'io sono d'accordo. 2 play, quindi in caso di cose strane qua abbiamo già... loro che hanno deciso. Vediamo tu. Suarez tutta la vita. Suarez ogni mese premiato, no, dico play perché Suarez... Play. L'unico portiere che viene contro... Tu chi avresti detto? Io avrei detto play. Avreste detto play, ma play
tu che hai fatto il portiere, linea di tuffo pulita, la vede partire e la vede arrivare, parata plastica. Questa è una parata che ci deve andare a prenderla, ragazzi. Cambia la musica. È vero, è vero. Io dico play perché non parlo da portiere, ma parlo da conduttore televisivo, la ripresa era proprio l'ultima che comunque tenete presente che Play per me sarebbe stato l'ultimo delle 3 scelte, la seconda Giorgiutti se non altro ha fatto un dominio dello spazio fatto benissimo, Play ha fatto una parata per il pubblico. E vince Play, 4 voti e nonostante una disastrosa. Ha sedotto il pubblico. Ha sedotto il pubblico, ha vinto lui. Barlocco però ci ha dato una bella lettura. Dico una cosa, occhio su Ares Diaz, tra i migliori portieri della stagione. Sempre. Vediamo il miglior gol per chiudere. Abbiamo queste 3 giocate. Molinari, mi direte che questo è un cross, intanto sempre belli quelli che cadono alla Sheva, vi ricordate? Quello fatto alla Juve, no? Voleva crossare, vabbè, però non è brutto secondo me. Guardate qua il gol decisivo, Torre Cusignacco. Bel gesto atletico, momento decisivo, qualità, sei disperato, un gol che vale una stagione, ragazzi. Quanto è bello quel gol, e questo è bellissimo. Kras quest'anno solo gol da copertina. Solaia, già entrato nei migliori gol, il Kras più volte. Cosa facciamo, Serini? Solaia. Allora, guarda, Simonai per il peso del gol, però quello di Solaia è veramente un bel gesto. Tutti e due, ma direi Simonai per il peso di questo gol. Ok. No, Solaia più bello. Più bello. Gerli? Io uguale, per gesto tecnico. Solaia? Bellissimo. Però davvero quello di Simonai per il peso e per come lo fa mi piaceva molto, ma il gesto sicuramente... Anche perché non è facile farle. No, sono gol belli, ci vuole qualità. Domani parleremo di Kras Tammaj anche per parlare di questo finale di stagione del Kras con i protagonisti, con il presidente alle 19:30. Per stasera è tutto. Ringrazio Mauro Serini, Andrea Merlino, grazie Massimo, Davide Barlocco, buonasera Simone Fornasiere, ciao, buonasera. Massimo Gerli. Ogni sera con A Tutto Campo, vi aspetto anche domani. Grazie a Pietro Piccini e Francesco Zilli in regia. Buona serata. L'Inter?